Eccole, 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 ci stiamo avvicinando, vedi? Che roba? CP, sei stanco? Oh, Italia, 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 Italia. Wow! Ah! Fighissimo! Sì, tanto figata! Questa roba! Se tu continui a filmare e poi monti solo quel pezzo che ti interessa e basta. Sì. Adesso che ho il Mac posso farlo per Final Cut. Prima diventavo scemo, prima dovevo proprio, per quello non facevo pochi video, non potevo permettermi di guardare avanti e indietro. E invece adesso con Final Cut Vai avanti veloce, cioè butti avanti 10 velocissimo. minuti in 2 secondi e vedi in tempo reale tutto liscio, là vedi delle righette di parlato, anzi addirittura senti anche l'audio. Quando vai avanti, ok, nella timeline ti senti l'audio, oltre a vedere il cazzoscopio, e quindi ti blocchi, ti fermi. È il momento in cui qualcuno è a pagamento? usa. È a pagamento. No, 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 non sono procioni, roccioni, ma che roba. Vedi, praticamente Michele, non Michele Catana, Michele che altro, quando ci sono i raduni, quando facciamo le cose nei posti fighi, lui non c'è mai. Esatto, ce lo fa apposta, a parte quella volta, vabbè, alle grotte di Pradis, che è stato molto bello anche lì, e lì c'era, stranamente. Però Michele, te vedi, ogni volta che ci sono le belle giornate, i posti fighi, adesso andiamo nelle piscine naturali a fare il bagno, eccetera, e Michele non c'è. Ma che simpatico il portabici fatto di legno. Comunque ragazzo, mi ricordo, ci siamo, eccolo là, difatti. Decimati, ma siamo arrivati. Per carità, forse l'altra volta eravamo in bassa stagione e adesso effettivamente c'è tanta gente. Tieni conto che comunque stiamo parlando di un posto abbastanza paradisiaco, perché insomma adesso vedrai che belle piscinette che ci sono, e quindi è chiaro che insomma chi conosce viene qua, soprattutto adesso che un singolo ha fatto i video su YouTube. Sì, li sopprimiamo adesso tutti quanti. No, mi dà fastidio, mi metto lì, non c'è nessuno, via. Fai i tuoi bagnetti. Tu mi hai detto fai il bagno nudo, davanti a tutti siamo a posto. Sì, mai visto? Oh, è arrivato anche, guarda, la Zoe e il Fabio. Comunque sì, mai visto tanta gente così. Roba record, veramente record d'Italia. Quella lì sotto, io dove c'è? Sì, no, è mai visto tutta sta gente. Però, beh, anche qua Italia, guarda che bella. Guarda che si tuffano. Michele, forse. No, ma non erano neanche queste. Bello anche qua, ma non erano neanche queste comunque, Quindi forse siamo andati più avanti l'altra volta. Italia, io boh, non so che cazzo dire. Guarda che bello là. Che stufano. La ghiaccitudine. Italia, prima o dopo scopriremo ste pozze smeraldine quali sono. Hai trovato il bacchetto? Eh sì, ma secondo me era meglio ritornare su e provare quel discorso lì. A vedere se lo troviamo. No, quello là col materassino, vi avevo detto di portare il materassino, guarda il materassino. Rasci ora col materassino, ci vuole il materassino. Italia, su senza materassino, se non ti puoi mandare un singano in questi posti qua senza il materassino. No. Dove se la fanno? Boh, vabbè. Il bagnetto glielo facciamo fare a Lezio, perché no, per me. Sei in piedi? Ok, è fonda. Se no, sembrava che fosse mezzo metro. Giù sotto, sai? Era molto più fredda giù da noi. Ma Beh, qua è più ferma qua, guarda. Cioè, per carità, bello, bellissimo, però non è quello che abbiamo visto noi. È molto più bella quella che abbiamo visto noi. Vai, Ami, vai! Dai, un altro. Zappalo, dai! Non tocca, che scema. Dai! Ma è caldina qua! Dai, zappalo! Dai, canemona, dai che vengo anch'io, dai! No, sotto le mie gambe! Ecco! Vai!
Aspetta, che dov'è la Zoe? Ah no, vabbè, ma là. Sarà! Arrivati? Basta che è fredda. Cosa? Hai qualcosa a dire? No! Cazzo! Ma non sasso, Simo! No! E là il Geco che ci fa la sua bella... Siamo mortificati? Sì. Ti ha amputato? Ha fatto sangue? No. Sul serio? Arco cane. Ma per sbaglio, poverino. Sì, sì. No, è che hai i denti schezzati. Hai i denti schezzati. Cos'è? Marco, no, l'hai già morso, mi basta, basta, sempre quel. È sempre da accopparsi ogni volta. Ah no, manca Marco, è quel abbastanza suicida. Whisky. Vara Marco e fa il bagnetto, vanga tiemi. No, 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 non sto con Michele Catana. Fare whisky e fa il porseo. Whisky? Porsetto? E che mi si per mai usa, dopo è snack. Non far fuori anche l'Ezio, Emmy. Mi si può mordere tutti? No, dai. Stai qua con whisky. L'Italia è bello che non so chi mi ha chiesto se c'era gente. E io gli faccio, perché ci sono stato una volta solo in vita mia qua, no? Gli faccio, no, non c'è nessuno, l'ultima volta che siamo venuti qua non c'era nessuno. Porca miseria, effettivamente c'è più gente qua che ieri, guarda che roba. Cambauco, guarda che lavori, guarda. Cioè, guarda, sì, pesta i piedi, c'è un'anima in pena proprio, guarda, non sta ferma un attimo, guarda, e poi stufa, e dopo andiamo piano perché è stanca, guarda, cane esaurito, qua che aspetta, attento, cosa aspetta lei, guarda, il sasso, aspetta il sasso. Dammi almeno se obiettivi normali. Licunusa. Birra. Birra sarda. Birra sarda. Ne ho tre in fresca. Ma Qui o sono sotto? tutti che comprano quella adesso, eh? Sì, ha preso piede, ma C'è birra non filtrata, no? c'è, Sì, io è anche quella. Io ho portato solo Bene l'Italia, noi andiamo avanti, il sole se n'è andato, se ne andiamo anche noi, adesso vediamo se i disgraziati qua hanno voglia di proseguire, andiamo a guardare le pozze smeraldine. Pane e salame. Se no, niente, riproseguiamo, andiamo alla base. Oh, il mistero delle pozze smeraldine che non riesco a trovare, per carità. No, erano più piccole, perché sì, è bellissimo qua, però non è quello che avevo visto io. Guarda che senza gente ti fa un'altra impressione anche. Dici no, ma non era così grandi, erano più piccole. Cioè è bello anche qua, probabilmente più avanti ancora siamo andati. Per carità siamo andati in bici noi, quindi voglio dire. Dove il perizomino? quella con la... adesso non la vedi bene. Ah. La ragazza sì. Era il pesce! Sì, l'hai visto? Sì. È già piuttosto, no? Guarda come rovinare una bella alberello. La foto sarebbe molto più bella senza quel cappello del cazzo che gli hanno messo. Oh, ok, adesso lei mi sul ponte della morte, adesso voglio vederla. Eccola, guardala. No, ma perché vede sotto? No, non è tanto spaventoso questo, vero CP? Con le robe e Sì.
Vedi che sta nuotando felice e tranquillo quello. Ma che roba? L'Italia. Guarda. Eccoli. Queste piuttosto sulle pozze smeraldine, guarda. Acqua fonda, trasparente, guarda che figata. Sì. Perché non tocchi qui? Come ha fatto loro ad andare giù là? Forse si scende da qua sì. Ora si ragiona d'Italia. Prima eravamo su ruscello, bello per carità, che fa anche rima, bello ruscello, quindi vuol dire che è vero, però eravamo comunque su ruscello. Adesso, scusami, ma guarda in che posti te porta Singano, Oh, hanno marciapiedato adesso qua. I miei sono un po' più invernali. Oh, guarda Andrea, sono per un turista, guarda, col zainetino, guarda. Con lo zaetto, vedo che fai foto, guarda. Altro bevo acqua. Video falsissimo, ho detto no, continua a bere anche se non hai sete, che non era pronta la GoPro. Quindi vedi, lui adesso si sta sovraccaricando d'acqua. E come tu ben sai, che l'avevo già spiegata forse in un vecchio video, è mortale bere un tot di litri di acqua entro un tot di tempo. Pensa che addirittura su Wikipedia trovi proprio la voce di tutte le persone morte per acqua, diciamo, per aver ingerito troppa acqua. Ma se sei morto, come fai a cattare la voce? No, la voce nel senso il nome, no? Che scriveva, tipo quella che una volta c'era... Sono morto di acqua! Sì, una volta c'era una trasmissione radiofonica americana dove si sfidava la gente a bere tot litri di acqua in un colpo, e come premio c'era tipo, non so, una roba del Gardaland, eccetera, no? E allora quella volta mi ricordo c'era un infermiere che ha chiamato subito la redazione e ha detto no, attenzione, è pericoloso, è mortale, eccetera. Però si vede, tipo, per non far brutta figura, per non interrompere la puntata, hanno continuato lo stesso, e in effetti è morta sta signora che ha partecipato appunto per vincere per la bambina o il bambino questo biglietto per questo pseudo Gardaland americano, insomma. Quindi tutta sta filippica per dire che per colpa del Singano adesso Francesco morirà anacquato. Oh Italia, Dimmi, serve legne? no, basta, sarà Qui, per grosso fumo, o qui? magari. Taglio grosso, taglio medio, taglio 30, taglio 40. No, stavo parlando della tipicità del luogo intesa come gioco di ombre e di luci e di piante, no? C'è proprio tutto il contesto a 360 gradi e c'è mi mette a palma mentre fa sto discorso, no? Sta roba. Come Casca. è il tipico parete che tieni su. No, bellissima, il Ducatone è un po' da mottarda, Gran Turismo, bellissima. Hyper Mottarda 939 SP, bella, mi piace Italia, bellissima, molto bella. Questa un po' meno, ma il Ducatone merita. Altro è l'usquarnina che aveva Singano. Perché mi ha detto di animali Italia. selvatici. Anch'io voglio andare a fare safari in Sudafrica. Praticamente... Ho anche l'obiettivo da apposta, non so. Accontentati del safari a tramonti. Quei berebeto e li bellule. Vabbè, però i leoni e le giraffe erano un'altra roba, insomma, dai, c'è giusto per cambiare. Guarda che farfallone gigante. Guarda che è enorme, guarda, quella sopra il fiore, guarda che roba. Una farfalla d'anch'io. E guarda quella gialla qua. Sì, guarda che roba, che bello. Guarda quella lì che bella. Sì, pieno, più piccole, quella è proprio gigante. Quella là è una spanna, e anche più di una spanna. Quella lì è che in GoPro non si vedrà, ovviamente. Come se ormai lo slogan del canale è che in GoPro non si vede, esatto. Le puttine del mondo è che in GoPro non si vede. Ah, ecco, sì, dicevo, prima che le farfalle mi interrompessero,
che se andava a fare safari in Sudafrica è bellissimo, anch'io voglio. È che costa sui 4.000 pipi. Allora io dicevo, ma ok, cioè, ci sta, ok, per carità, un'esperienza senz'altro va benissimo, ma perché 4.000? Cioè, della serie, vivono nella povertà, non è che ti danno chissà che servizi, eccetera, e palla aereo. Però ho detto, boh, cioè arrivare tipo a Tenerife, che è, non dico metà Africa, però un terzo, un quarto di Africa, te costa tipo 40 euro solo andata, cazzo, arrivare a... non so. Sì, ma fatalità è proprio una riunione di tutte queste farfalle che... In India, in Italia, che si riuniscono, no? Cioè, c'è proprio, sì, c'è proprio questa riunione di farfalle, no? Le farfalle ricevono queste email e dicono che ci riuniamo tutte quante. Sì, si riuniscono, dai, ho capito. Chi col camper, chi col furgone. E chi qua hai. Arrivo volando e ti dico. Il film è E fa un'animazione, la Disney. e fa tipo, no, non dico un carnevale, però Sì, è sì. proprio festa. Cioè, Fa ricordare i morti, esatto. è vero? È vero. Messico. Anch'io. Il Messico. Bello da Messico. vedere, cioè, strano, ma bello. No, quelli erano spagnoli. Guarda l'orticello di montagna, vedi? Già fatto così? No, anche qua va riga anche lavanda, eh? Guarda qua i pomi, guarda che bello. Sai il pandusso? Non c'è il can. E pinza il can? Intendi? Non tiro fuori la macchina, un pincio. Turisticizzato in una maniera pazzesca, guarda, parcheggi appositi, addirittura l'omino del parcheggio per andare alle Pozze Smeraldine. Porco cane, che ragazzo, fino a poco tempo fa non c'era un'anima e adesso hai visto centinaia di people. Uno specchio tipico. Infatti vedi, ti dicevo prima, no? Se sei un pigrone parcheggi il camper qua dove c'è il parcheggio e quindi hai, beh oddio, c'è comunque una bella camminata da fare per arrivare alle Pozze Smeraldine, ma di certo assolutamente non tutta la camminata l'abbiamo fatto noi. Ciao son! E la moto cosa abbiamo? Ducati e Ducati, tutte e due Ducati. Ah, che bello! Ogni tanto mi manca la moto. Poi penso a quanto consumava di benzina, quanto costavano i ricambi, boh, l'assicurazione, e dico no beh, ma effettivamente anche in bici o con lo skate elettrico non è male. E questa dietro cos'è? KTM, no? RC 125, che moto era? RC 125, per me era un KTM. No, Vespa. Oh, sembrava dovesse arrivare chissà cosa. E vedo scooter Edoardi, va bene dai. Cacchio, ho finito tutte le cibarie, adesso ho fame, E ne abbiamo ancora a camminare in Italia. Guarda, vedi là in fondo, vedi? Quel coso di acqua lì, in fondo, guarda là, vedi? Noi abbiamo il camper là. Show camperino. Thank you.